Voleva che la dottoressa gli iniettasse la terza dose vaccinale nonostante fosse sprovvisto di prenotazione. Dopo aver pesantemente insultato il medico, ha pure tentato di sferrarle un pugno contro il viso. Fortunatamente i pronti riflessi della dottoressa hanno schivato il pugno in faccia, che invece è finito contro una vetrinetta, rompendole in mille pezzi. La gravissima aggressione fisica e verbale oggi nella tarda mattinata al Palexpo di Marghera. Soltanto l'ultimo di una sfilza di violenti episodi di invettive contro medici e operatori sanitari registrati negli ultimi giorni all'hub vaccinale veneziano. Dopo il fatto di stamane, subito rafforzata la macchina della sicurezza con il raddoppio degli uomini della vigilanza, con lunghe code formatesi dopo il parapiglia. Fatti gravi e non giustificabili, in alcun modo stigmatizzati dalla stessa azienda sanitaria dell'Urso 3 Serenissima. Esprime la massima solidarietà agli operatori sanitari tutti, e in particolare alla dottoressa presa di mira questa mattina, che ora dovrà decidere se denunciare il suo aggressore, visto che al momento non ha sporto ancora alcuna querela.